l'indirizzo politico a disposizione di un deputato vi è la mozione, che è un documento che, se approvato, impegna il governo in azioni concrete sul tema oggetto della mozione. Nei giorni scorsi ho presentato e ho raccolto ovviamente la sottoscrizione di tutti i deputati veneti e di molti altri una mozione con riferimento agli eventi alluvionali accaduti in Veneto a fine gennaio. Quali impegni ho chiesto al governo nella mozione recentemente discussa? In primo luogo quello di deliberare al più presto lo stato di emergenza per il Veneto, un passaggio assolutamente necessario. In secondo luogo di stanziare delle risorse per il ristoro dei danni subiti da famiglie di imprese venete a seguito di tali alluvioni. Poi, in piena coerenza con il decreto legge appena approvato e ora in fase di conversione, la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per il periodo da gennaio ad ottobre 2014. Quello è un provvedimento che in parte è già stato avviato e che con l'approvazione della mozione riceve ancora più forza. Infine quello di liberare delle risorse per la messa in sicurezza del territorio, anche escludendole dai vincoli del patto di stabilità ai quali sono sottoposti regione e comuni. Quali sono le novità emerse nel corso del dibattito sulla mozione? Il governo ha annunciato lo stanziamento immediato di 30 milioni di euro per il ristoro dei danni subiti da famiglie di imprese venete ed emiliane a seguito delle alluvioni di fine gennaio. Poi ha confermato quanto già annunciato dal Presidente del Consiglio Renzi qualche giorno fa, ovvero lo sblocco di 1 miliardo e 700 milioni di euro circa per opere relative alla messa in sicurezza del territorio immediatamente cantierabili. C'è l'impegno poi concreto da parte del governo di